Ok, Rio sopra Maya e in teoria adesso fanno amicizia. Finalmente è arrivato il grande giorno! Oggi Maya, il mio cagnolino, e Rio, il mio pappagallo, faranno amicizia! Avete capito bene? Un cane e un pappagallo che faranno amicizia! Anche perché noi siamo la Mad Family, quindi dobbiamo essere amici tutti quanti! E ovviamente per aiutarmi in questa impresa ci sarà un dottore qualificato in tutto ciò! Sto parlando proprio di un dottore che ne sa di animali, di pappagalli e di cani! Foxy, mi senti? Crazy, non so se qui va bene la linea, tu mi senti? Ti sento, amico mio, allora sei pronto per questa impresa? Sono prontissimo, ho già la laurea dietro di me e oggi ti farò fare vari test con i tuoi animali. Perfetto, andiamo! Wow! Maya, sei pronto a questa nuova avventura? Maietta? Sì, è pronta. Adesso vado a chiamare il tuo amichetto. Wow! Rio, come va? Anche tu sei pronto? Dottor Foxy mi sente? Foxy? Sì, Foxy. la sento un po' a scatti, però la ricevo. Bene, allora abbiamo fatto incontrare i due amici futuri, Maya e Rio. Ci dica qual è la prima sfida da fare, Dottor Foxy? Iniziamo dalla prima sfida, Crazy. Allora, prendi il pappagallo. Sì, il pappagallo ce l'ho qui, Dottor Foxy, ce l'ho qui. E Metti poi... il pappagallo sul cane. non... Metti il pappagallo sul cane, ascoltami. Ma che sei il pappagallo sul cane? Ma Fidati di me, sicuro? Che ti vorresti dubitare sulla mia laurea? No. Eccoci qua. Allora, Dottor Foxy, vado, va. Vada. Metto il ma ne sei proprio sicuro che... Ne sono sicurissimo, vada. Ok, lo lascio e vede, non vuole stare, Dottor Foxy. Come non vuole stare? Non vogliono fare amicizia. Faccia riprovare. Ma come devo riprovare? Dai, Rio, vieni qua, dove scappi? Ok, vado a mettere. È scappato. Dottor Foxy, è scappato. Ma come è strano, signore. Ragazzi, a quanto pare Foxy ci ha dato delle indicazioni sbagliate. Quindi non so se è stato proprio come scelta ottima fare tutto ciò. Signor Crazy, mi ricevi? Sì, la ricevo, però i suoi metodi sembrano non funzionare. Come prossima sfida devi far mangiare il cibo di Rio a Maya. Cosa? Ma tu sei impazzito! Il cibo di Rio a Maya è Rio che mangia, scusami! È Rio che mangia, cioè tu hai appena detto che Rio mangerà il cibo di Maya e Maya quello di Rio. Guarda, ti faccio un esempio. Cosa? Mangiando i loro cibi e viceversa faranno amicizia. Guarda, se io mangio il cibo del cane Ecco qua Rio, sei pronto a mangiare un croccantino? Ecco qua il croccantino. Rio, questo è un croccantino e non so che fine farai dopo averlo mangiato, ma Dottor Foxy dice così, quindi eccolo qua. Ho detto che c'è un croccantino, Rio. Ah, è buono. Se lo sta mangiando. Se lo sta mangiando. Teoria confermata. Ma che stai? Ma è un croccantino per cani, man! Sto mangiando il croccantino! Rio, ne sei sicuro di mangiare? Rio, stai bene? Ragazzi, questi sono i residui del croccantino di Rio. Rio ha mangiato i croccantini, quindi in teoria adesso con Maya dovrebbe fare amicizia. Mi dice, Dottor Foxy? Sì, dovrebbe fare amicizia, guarda. Ok, vado, che devo fare? Prova come prima a mettere Rio sopra Maya. Ok, Rio sopra Maya e in teoria adesso fanno amicizia. Cavolo, ecco perché non ha funzionato! Non ho fatto mangiare il seme di Rio a Maya, giusto? Sì, giusto, signor Crazy. Me lo sono dimenticato. Ok, prendiamo Maya. Ecco qui la nostra Maya e dietro c'ho Rio, mi sento allo zoo. Andiamo a dare i semini di Rio a Maya. E Maya, ecco qua. Mangia. Forza, mangia. Maya, mangia i semini! Maya, i semini! Oh, tieni! Dottor Foxy!
Se? Non mi sembra tanto funzionare. Maya non mangia i semini, perché? Perché forse... Allora, Crazy, mi sa che... Ok, abbiamo fallito, ok? Mi sa che ci sono altri metodi. Ok, mi scusi. I metodi di Foxy non hanno funzionato. Quindi ho deciso che l'unico modo per far fare amicizia ai miei animali domestici è farli restare in una stanza chiusa per 24 ore. E dottor Foxy, lei la pensa allora, come me? Sì, solo che ci potrebbero essere vari inconvenienti, come dire. Tipo che il pappagallo potrebbe mangiare il cane. O che il cane potrebbe mangiare il pappagallo. Oh, cavolo! Dovremmo rischiare, secondo te? Per la scienza questo è altro. Hai ragione! Io, vabbè, diciamo che li teniamo un po' d'occhio. Ecco Rio ed ecco qui Maya. Maya, non scappare, Maya, sei tu il cagnolino. Dottor Foxy, lei ne è sicuro che questi due insieme non potrebbero combinare danni? Però dovresti uscire. Allora, ho capito. Allora io vi lascio qui insieme a Carlo, ok? E avvicinate, fate amicizia, ma dove stai andando? Rio, vieni qua! Bene, siamo arrivati al momento che dovete fare amicizia, ok? Vi lascio qua per 24 ore. Addio! Osservate come Maya cerca di mangiare Rio. Lo sta puntando, si sta preparando per il suo pranzo. Maya sta ancora osservando Rio. Penso che oggi finirà male. Che Crazy sta per finire male. Crazy! I due animali sono in posizione. Staranno per fare amicizia. Lo scopriremo prima che vengano mangiati a vicenda. Sono proprio uniti. Guardate, quasi si stanno mangiando con gli occhi. E Rio è scappato. Niente, è stato un vero fallimento. Dopo 2 ore ancora sono qui. Nessuno ha mangiato nessuno. Per fortuna. A proposito, dov'è Rio? Qui c'è Rio, dottor Foxy. Io voglio delle spiegazioni. Allora, le spiegazioni sono... allora, ok. Allora, Crazy, tu dimmi un po'. Come fanno a fare amicizia se non sanno i propri nomi? Devi insegnare a Maya a dire il nome Rio. Ma aspetta, se Maya è il cane, come fa a imparare il nome Rio? Al massimo al contrario. Ti ricordi quando io ho mangiato il croccantino e sono diventato un cane? Giusto. Ecco. Ok, ci provo. Maya, dici Rio. Rio, dici Rio. Dici Rio. 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 Non sembra funzionare, dottor Foxy. Mi sa che provi a dirlo continuamente. Rio, dici Rio. Dovete fare amicizia, mannaggia te. Rio. Basta, non mi fiderò più di Foxy. Dovremmo imparare al massimo a Rio a dire Maya. Eccolo qui. Rio, dici Maya. Maya. Non la mia cuffia, no, Crazy. La mia cuffia, mi sta togliendo la cuffia. Crazy. No, la mia cuffia non te la mangiare. Lasciala. Mannaggia. Che succede? No, di nuovo la mia cuffia, dammi la mia cuffia. La rompi. Ma perché adesso il mio pappagallo vuole le cuffie, Foxy? Crazy, ho capito cosa abbiamo sbagliato, Crazy. E che cosa abbiamo sbagliato? Tu hai provato tutto questo tempo a comunicare con Maya. Ma come fai a comunicare col cane se tu non sei un cane? E cosa vorresti dire, Foxy? In che senso io devo comunicare col mio cane? Cioè, che non sto capendo. Crazy, devi trasformarti in un cane. Rio! Devi fare amicizia con Rio, Maya! Mi sono travestito da cane umano! Mi sono fatto mordere da Rio perché effettivamente lo stavo costringendo a fare cose assurde! Abbiamo sfasciato una casa per questi esperimenti! Ma nulla! Rio non ha fatto amicizia con Maya! E questo so di chi è colpa! Mannaggia a me che mi sono fidato del dottor Foxy che era esperto con gli animali! Maya, andiamo piangendo perché oggi è stato un fallimento, tu non hai fatto amicizia e io mi sono veramente annoiato. Se avete novità su come fare amicizia a Maya e Rio, scrivetemelo.